salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione. Fin quando io vivrò, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore, benvenuti alla preghiera del mattino, un programma di Sheadamiti, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopes e per la grazia di Dio sarò con voi stamattina, oggi il 4 febbraio 2025, siamo qui nella presenza del Signore, iniziando questo programma mattinale di preghiera, di adorazione, perché sappiamo che il Signore è fedele. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che ci vedono tramite questo canale di YouTube. Che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra partecipazione, ma non dimenticare di dire da dove siete,
chi siete, fate vivi. Lasciate qua il vostro commento sulla chat, la vostra richiesta di preghiera. È sempre una gioia poter essere qui con voi in preghiera. Gloria al Signore. Vorrei mandare questo abbraccio a tutti i miei fratelli di Shea Damit. Che Dio benedica te e la tua famiglia nel nome di Gesù. Un abbraccio grande ai nostri amici, quelli che sono in provincia di Firenze, quelli che sono in provincia di Pisa, in provincia di Verona e tutti i nostri fratelli d'Italia, dal nord al sud. Un abbraccio grande, che il Signore vi benedica. Io vorrei lasciarvi una parola stamattina, una parola della parte del Signore, che si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 8, dal versetto 5, dice così la parola. Mi sentite bene? Tutto a posto? Allora, dice così la parola. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregando e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servitore fu guarito in quella stessa ora. Alleluia. Un centurione è venuto da Gesù. Un centurione si avvicinò da Gesù e pregò, lo ha chiesto dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Quel centurione certamente ha sentito parlare di Gesù, ha sentito che Gesù operava miracoli, che Gesù guariva, che Gesù faceva meraviglie, e si avvicinò. Io non so qual è il livello di conoscenza che tu hai su Gesù. Io non so quanto tu lo conosci. Io non so quanto tu lo credi. Io non so quanto tu lo desideri, lo cerchi. Ma stamattina vorrei dirti che varrà la pena
ogni passo che tu farai verso Gesù. Magari per una questione religiosa, magari per una questione culturale, magari per una questione sociale, magari per una questione nazionale, tu non ti avvicini di Gesù. Perché magari qualcuno ha creato una immagine di Gesù nella tua vita, come se Gesù non fosse sufficiente per risolvere la tua vita, non i tuoi problemi, la tua vita. Perché quel servo del centurione c'era non solo un problema, lui aveva una vita problematica. Perché uno che ha un problema, un disturbo, va da dottore, prende una medicina, risolve quel problema immediatamente o parzialmente. Ma quel servo non poteva fare niente, nemmeno quel centurione poteva fare niente, nessuno poteva fare niente. E interessante è che quel centurione, nonostante la sua fede, il suo modello di vita era opposto a quello di Gesù, lui si avvicinò e pregò, chiedendolo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Tu non lo sai quanto Gesù ti aspetta. Tu non sai quanto Gesù ti aspetta, è in attesa tua. Molte volte noi vogliamo gestire i nostri problemi, tante volte noi vogliamo fare a modo nostro, tante volte noi cerchiamo di dare una soluzione come pensiamo, con le nostre abilità, con le nostre risorse, ma arriva un momento che manca tutto. Arriva un momento che non possiamo fare più niente. Io non so se tu ti trovi in questa situazione di non poter fare più niente, ma io conosco uno che può fare tutto e che nulla è impossibile a lui. E lui stesso ha detto: il mio Padre, alleluia, il mio Padre celeste mi ha dato tutta la potenza, sia nei cieli e sia sulla terra. Questo Gesù che ti parlo stamattina è lo stesso Gesù che il profeta Isaia ha profetizzato. Nel capitolo 61, dicendo: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Lo stesso profeta Isaia, nel capitolo 53, dice così, versetto 5: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,
stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Alleluia. È questo Gesù che vi parlo, che il profeta Isaia ha profetizzato, che tutta la legge e tutti i profeti hanno profetizzato il Messia, il Signore. E quell'uomo non si è trattenuto perché è riuscito allo stremo e non poteva far più niente. Io ti domando stamattina, cosa tu puoi fare? Vedi che tu non puoi muoverti più, vedi che tu non hai come agire, vedi che tu sei arrivato al limite, allo stremo e non hai niente da fare, come quell'uomo centurione. La sua scelta è stata di andare da Gesù. Io ti invito stamattina di andare da Gesù. Vai da Gesù. Lui ha la soluzione, non per i tuoi problemi, ma per tutta la tua vita. La parola del Signore dice che si crede, anche se tu sia morto, vivrai. Magari tu ti senti così morto perché quell'uomo paralitico non poteva far più niente. Un giorno sono andato a visitare una sorella e non ho capito la sua rabbia, la sua espressione. E ho detto: sorella, Gesù ti ama. E lei mi ha risposto arrabbiata, ha detto: mi ama, ma mi lascia in questa condizione. E lei aveva una paralisia. E ho detto: sorella, vedi che tu potevi morire in quella situazione e il Signore ti ha dato la vita. Tu dovevi essere 100% paralitica, ma guarda che il Signore ti ha dato il movimento della metà del tuo corpo. Tu riesci a camminare anche con difficoltà. E lei, arrabbiata, ha detto: era meglio che io morisse di che vivesse così, perché è come se fossi morta. Io in quel momento mi sono rattristato perché ho detto: ma che ingratitudine. Ma dopo lo Spirito Santo parla con noi e ci fa capire l'umanità. Perché per quella donna, quella sorella, sarebbe meglio morire di che vivere di quel modo. Io non so, fratelli, se stamattina voi state pensando così. La mia situazione, sai, è meglio la morte. È meglio la morte che vivere così. Ma per lo Spirito del Signore, Dio, io vi parlo stamattina, che ha speranza per la tua vita, ha speranza per te. E Dio sta rinnovando questa speranza. E la parola dice che Lui è vicino di coloro che lo cercano. Cercate mentre se può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E quel centurione non è rimasto a casa nel pianto. Io comprendo la tua delusione. Io magari comprendo la tua delusione, il tuo momento di tristezza. Ma per lo Spirito di Dio voglio dirti stamattina che non è la fine, c'è sempre una nuova storia in Gesù.
C'è sempre una nuova storia nel nome di Gesù. Alleluia! Perché Lui è la porta. È Lui la porta di uscita di questa situazione. È Lui la corda nel pozo che tu ti trovi. È Lui la luce in queste tenebre che tu ti trovi. È Lui la speranza in questa marea di tristezza che tu ti trovi. Isaia, capitolo 60, dice così la parola del Signore: sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Alleluia! Sorgi, risplendi. L'azione di quel centurione ha cambiato la vita del suo servo. Cosa ha fatto il centurione? Si avvicinò da Gesù. Cosa tu devi fare stamattina? Avvicinarsi da Gesù. Avvicinati, invocalo, cercalo. Ah, ma sai, pastore, io sono di questa cultura, io sono di un'altra religione. Gesù non è religione. Gesù è la salvezza delle nazioni, dei popoli, dei necessitati, dei poveri, di coloro che hanno bisogno. Lui è la gioia per i tristi. Lui è la porta per i prigionieri. Lui è la speranza per gli abbattuti di anima. È Lui che può cambiare la tua vita. È Lui che può portare soluzioni per la tua vita. E i tuoi problemi verranno risolti. Quell'uomo ha cercato Gesù. Lui non aveva un problema, lui aveva una causa di vita persa, non c'era come risolvere. I soldi non potevano risolvere, i dottori non potevano risolvere, gli amici non potevano risolvere. Chi può risolvere i tuoi problemi? Chi può cambiare la tua vita? Chi può risolvere la tua vita? Nemmeno te, nessun altro. La parola del Signore dice che alcuni si fidano in carri, altri in cavalli. In che cosa tu ti fidi? Dov'è la tua fiducia? Il salmista su Salmo 125, lui dice: quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Alleluia. Quanti anni stanno lì i monti di Sion? Quanti anni sono lì? È lì il monte Sion. Quanti anni? Da quanti anni? Ci sono persone che si muovono di una parte, da un'altra. Un giorno è qui, un giorno è lì, un giorno è a fare questo, un giorno è a fare quell'altro, un giorno è in questa porta, un giorno è in quella là, e non c'è una stabilità. Il mondo anela una stabilità che non la può
mai avere in sé se non in Cristo, nel Messia, in Gesù il Signore. Gesù figlio di Davide, Gesù figlio di Abramo, ma anche Gesù discendenti di Tamar, discendenti di Rahab, discendenti di Ruth e discendenti di Batseba. Cosa vuol dire Gesù che è Re e Signore, suo regno e il suo popolo raggiunge i gentili, i peccatori, i bisognosi, i necessitati, i malati, i deboli. Tu ti trovi in una di questa condizione? Ecco, Gesù è per te, come è stato per me e come è ancora. Lui vuole cambiare non questo problema, ma tutta la tua vita. E finisco questo messaggio stamattina dicendo: consegna la tua vita al Signore, ti fida in Lui e Lui tutto farà. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore e dopo facciamo una preghiera. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la divina ti esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, Signore, sei Re. Proclamandoti Re, tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la divina ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi. Amen. Preghiamo stamattina. Signore Gesù, in questo momento siamo nella tua presenza. Grazie Padre per tutto ciò che tu ci hai dato, per la salvezza della nostra anima, per il perdono dei nostri peccati. Grazie Padre Celeste per il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha salvato, che ci ha raggiunto sulla strada di perdizione che camminavamo. Grazie perché camminavamo verso l'abisso di morte eterna, ma la luce brillò sulle tenebre e noi siamo stati liberati
dalla perdizione, dal peccato, dalla condanna. Non è che siamo persone che meritiamo, no, Signore. Non è che abbiamo meriti di qualcosa, ma la tua grazia, che vuol dire favore non meritato, ci ha raggiunto. Grazie, Signore, di questa opportunità stamattina di poter essere qui insieme ai nostri fratelli tramite questo programma mattinale di preghiera, di consacrazione, di lode. Grazie, Signore, perché siamo tutti insieme, nonostante lontani fisicamente, ma siamo in uno solo spirito. Siamo legati, uniti in un solo spirito, in una sola parola, in un solo Dio, in un solo Signore. Oh Padre, nel nome di Gesù vorrei ringraziarti per tutto ciò che hai fatto, per ciò che stai facendo e che ciò che ancora farai. Ho consegnato la mia vita a te, i miei giorni, il mio futuro. Tu hai soluzionato la mia vita. Tu hai cambiato la mia vita. Tu hai riempito la mia vita di una gioia inespegabile, di una pace immisurabile. Grazie, Signore, perché soltanto il tuo Spirito Santo, il Consolatore, ci può garantire questa pace, questa gioia e la speranza che ho nel cuore. Perché tu ci hai promesso che ci stai preparando un luogo. Perché in questo mondo non abbiamo più speranza e non possiamo avere, perché questo mondo è già condannato, per il suo peccato, perché è contaminato. Ma a noi è arrivata una buona notizia, un buon messaggio. A noi viventi è arrivata una buona novella, il Vangelo, dove ci fa comprendere, capire che ancora ha speranza e che non è da desistere, da mollare e da dire è la fine. Perché sì, è la fine per chi vuole fidarsi in questo mondo e quindi la sua speranza sarà sulle cose, sarà sulle persone, sarà sulla scienza, sulla medicina che in un certo momento esaurisce la sua capacità. Perché noi tutti siamo limitati, ma tu sei grande, tu sei eterno, tu sei onnipotente, tu sei onnisciente, tu sei onnipresente, tu sei eterno. Oh Signore, quando gli amici si vanno, quando la medicina non può fare niente, quando le forze esauriscono,
quando le possibilità esauriscono, finiscono, quando le porte si chiudono, tu sei sempre pronto per operare tramite la fede. Quest'anima che ha smesso di credere, questa persona che mi vede stamattina che ha smesso di credere, ti prego, Signore, di attivare la sua fede di nuovo. Perché la grande potenza mondiale non è gli Stati Uniti, non è la Cina. La grande potenza mondiale, universale, è lo Spirito Santo che opera tramite la fede. La fede nelle cose, Signore, è anche una fede che finisce. E quanti si sono delusi perché hanno creduto nelle cose, nelle persone, nei morti, nei vivi, nei bravi, nei forti, nei grandi, nei potenti. Hanno messo la loro fede in cose sbagliate, nelle persone sbagliate. Hanno creduto a un pezzo di legno, hanno creduto a un sasso, hanno creduto a un colore, a un fiore, a un'immagine. Ma quando tu sei arrivato in Betania, tu hai detto, Signore, a Marta e a Maria, se credete, vedrete la gloria di Dio. Ma se credete a chi? A chi dobbiamo credere? Nelle persone che falliscono? Nei morti che sono seppelliti? Ah, perché loro intercedono per noi, ma che intercedi niente? A credere in una favola, in una storia. Gesù non è una favola, non è una storia, non è un personaggio della sua epoca. Gesù è il Re dei Re e il Signore dei Signori. E il suo regno non consiste in mangiare e in bere, il suo regno è potenza. Perché Paolo ha detto ai Romani che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque che crede in Lui. Manifesta questa potenza tramite la fede e la confessione di questo fratello e di questa sorella che dichiara stamani di credere soltanto a te, Gesù, che tu sei la via, la verità e la vita, che tu sei il Signore e Salvatore della sua anima, che tu sei venuto per perdonare i peccati, per liberare dalle tenebre gli uomini e per portarli a Dio, perché tu sei il ponte fra Dio e gli uomini e Dio, perché l'abisso del peccato ci ha allontanato da Dio, ma Gesù Cristo è il ponte, è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Oh Signore, attiva questa fede oggi unicamente in Cristo Gesù nostro Signore. Che questo uomo, che questa donna possa avere la sua vita trasformata, non una soluzione momentanea, Signore, ma tu sei una soluzione eterna. Tu cambi la vita e tu ci dai la vita eterna, perché tu sei la vita, Signore. Tu hai vinto la morte e la morte non ha potenza su di te,
e quindi tu sei la vita perché hai vinto la morte e perché a te è stato dato questa potenza. Nonostante sei stato uomo per essere sacrificato, tu si sei sacrificato in croce, in quella croce di vergogna che era nostra, come quell'uomo che era a tuo fianco in quell'altra croce e ha detto: noi sì meritiamo essere in questa croce, ma lui è innocente. E tu lo hai guardato e hai detto: oggi stesso sarai con me nel mio regno, nel paradiso. Alleluia! La fede ci porta alla salvezza tramite la grazia che immediatamente ci assorbisce della condanna del peccato e ci rigenera, rifà, nel nome di Gesù, Padre. Ti prego stamattina, se questo uomo, se questa donna soffre, che possa capire che non sarà una medicina, che non sarà un montante di soldi, che non sarà una casa, una macchina che sarà la soluzione dei suoi problemi, che non sarà la firma di un giudice. Sei tu, Signore. Sei tu. La novità di vita. Queste persone anelano, desiderano vivere una cosa nuova e tu sei questa cosa nuova. Sorgi, risplendi. È così che dice la tua parola. Farci sentire la tua gloria. Sollevaci, Signore, dei nostri pesi, dei nostri carichi. Ti prego stamattina di raggiungere questi cuori tristi, turbati, preoccupati, e che tu possa farsi visibile, Signore, a loro, perché la fede è certezza, dimostrazione, e loro hanno bisogno, Signore, di avere questa fede. Genera, Spirito Santo, questa fede. Fa crescere questo seme e che questo uomo e questa donna diventi un albero fruttifero nel tuo regno. Benedice, Signore, la tua opera missionaria, le basi missionarie, i miei fratelli missionari, operai, i lavoratori volontari del progetto Non Sei Solo, l'evangelizzazione di strada, i gruppi familiari, lo studio, Signore, il corso del vivaio missionario, gli alunni del vivaio missionario. Ci capacita per imparare la tua parola, per conoscerla, per viverla, per approfondire ancora tramite il tuo Spirito la rivelazione del tuo Santo Spirito, perché Paolo ha ricevuto la rivelazione dello Spirito Santo. Lui ha detto: ciò che ho ricevuto dal Signore vi consegno. Dacci, Signore, perché tu hai da darci. Ti prego per quelli che non ti conoscono ancora, che sono come quel centurione lontano, ma vivono, Signore, hanno a casa un problema insolubile, vivono una situazione insolubile, e come dicono qua in Italia è una situazione verosimile, e l'unico modo non è il problema risolto, ma è cambiare di vita. E tu sei l'opportunità per fare quest'uomo, questa donna e questa famiglia cambiare di vita. Nel nome di Gesù, Padre, e questa è la mia preghiera che ti faccio e ti ringrazio. Amen e amen. Gloria a Dio.
Che il Signore ci benedica. Se volete mandare un suggerimento, una richiesta di preghiera, magari una testimonianza, potete scrivere a noi su questo numero di WhatsApp 351 360 4320 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp. Vorrei mandare anche un abbraccio a tutti i nostri fratelli dei settori ecclesiastici di Sheadamit. Che Dio benedica tutti i nostri fratelli. Se tu vuoi conoscere di più le nostre basi missionarie, potete cercare su Instagram e su questi profili potete conoscere più sulle basi missionarie di Sheadamit in Italia. Un abbraccio a tutti i miei fratelli delle basi missionarie, compreso i nostri missionari. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. E vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli che sono fuori Italia, che sono all'estero. Che Dio vi benedica tantissimo nel nome di Gesù. Vorrei ringraziare per ognuno che mantiene quest'opera, che sostiene quest'opera con le sue decime, con le sue offerte missionarie. Che Dio vi benedica, che Dio possa fare prosperare la tua vita. La causa del Vangelo non è una causa piacevole al mondo e che il mondo non piace sostenere, ma che tu possa essere un agente di Dio nel sostegno della causa dell'evangelizzazione. Ogni offerta, ogni decima è gestita per la crescita del regno di Dio e per la salvezza delle anime e dei perduti. Che Dio ti benedica, grazie della tua generosità e del tuo amore verso il Signore, e continuiamo insieme, perché missione si fa con i piedi di coloro che vanno, con i ginocchi di coloro che si piegano e pregano, e con le mani di coloro che contribuiscono. Che Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi, domani e per sempre. Amen. Non dimenticate di lasciare il vostro mi piace, di condividere questa diretta. Che Dio vi benedica. Buona giornata nella presenza del Signore. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà.
tua bontà, canterò della tua